Dopo il passaggio di consegne nelle mani del neo-presidente Giovanni Castronovo, con la distribuzione degli incarichi ai vari responsabili, è arrivato il tempo di organizzare la prossima stagione e sarà proprio questo il vero nocciolo che tormenterà per tutta l'estate con un grosso interrogativo. Da dove si dovrà partire? Dal campionato di promozione oppure da quello d'eccellenza? Al momento, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero liberi un paio di posti in eccellenza, per cui entro questa settimana sarà corsa alla domanda di ripescaggio. Chiaramente l'Agregas ha buone chance, come del resto l'Enna, due blasoni capoluoghi di provincia, sempre più intenzionati a fare ritorno nel calcio che conta. In tal senso la dirigenza biancazzurra si è già attivata in federazione per preparare le relative carte. Fiducioso anche il tecnico Corrado Mutolo, scelto per questa nuova avventura del gigante, un tecnico molto carico che nutre parecchia fiducia sul possibile ripescaggio in eccellenza. Ed ha ben ragione per esserlo, in quanto ci sono alcune norme federali che sono cambiate, come ad esempio l'anzianità del numero di matricola che avrebbe potuto fare la differenza. La società ha le idee chiare in merito, tant'è che si è deciso di programmare il ritiro precampionato tra la seconda e la terza decade di questo mese di luglio. Per il resto, con il DS Ernesto Russello, conosciuti il budget e la categoria, si lavorerà con una grande sinergia per la scelta dei giocatori che formeranno la nuova rosa biancazzurra. L'Empedoclina, neopromossa nel campionato di promozione, invece ha scelto il tecnico per la prossima stagione. Si tratta dell'Empedoclino purosangue Angelo Mercante, già in passato sulla panca granata. Si tratta dunque di un felice ritorno dopo l'addio di alcuni mesi addietro. Come si ricorderà, al suo posto arrivò il sostituto Lillo Capraro. Completato il mosaico, l'Empedoclina è alla ricerca di alcune conferme importanti, oltre qualche arrivo da adeguare al difficile torneo di promozione.